Ciao ragazzi, un lunedì speciale merita una colazione speciale. O forse è proprio questa colazione a rendere speciale questo lunedì, il lunedì della ripartenza, pur con tutte le cautele e tutte le perplessità che purtroppo ancora avvolgono questo concetto, quello di ripartire, ricominciare. Ma come questa cosa sta mettendo alla prova non soltanto noi cittadini, ma soprattutto gli imprenditori. E io ho deciso di farmelo raccontare da Margherita Bisonin, nella sua pasticceria storica in centro a Colonia Veneta. Si ricomincia, Margherita? Ciao Stefano, si ricomincia, alla grande anche, si ricomincia. Però queste brioche qua, in Fasenca prima era. Certamente che sì, sì, è da tantissimo che facciamo queste brioche, ma quella che hai tu, non pensare che sia la più grande, Ah no? La più grande arriva a 1,5 kg. Materialmente, che cosa cambierà nel vostro locale? Guarda, materialmente noi adesso abbiamo un po' modificato secondo le leggi che ci sono state date. Praticamente è l'entrata per avere una maggior tutela anche per i clienti. Ci sarà un percorso di questa entrata e momentaneamente un'uscita per garantire anche a loro delle sicurezze. Poi sai, come ci hanno indicato ovviamente la sanificazione, abbiamo fatto anche quella, il gel, e anche se fossero i bagni sono stati tutti curati con determinate tipologie di detergenti di cui siamo stati inquadrati con HCCP. Quindi qualsiasi cosa che ci dicono di fare per tutelare anche il cliente, noi siamo ben predisposti. E secondo te sarà penalizzato un po' il flusso, la fruibilità dell'ambiente? Ovvio che ci sono ovviamente delle tra virgolette io dico delle ripercussioni, perché il flusso sarà molto più espanso, non sarà più come prima. Però sono anche fiduciosa che lentamente riprendiamo la carreggiata del vecchio stile, dai. Basta solo avere un po' di accortezza, ecco. Io adesso magari ho la mascherina, me la tiro giù per parlare, però io credo che se tieni una mascherina poi ogni cosa si porta a buon fine. Nonostante la tristezza che il coronavirus ha provocato, vedo ancora il sorriso, la gioia di creare, il piacere della fantasia, o sbaglio? È vero che abbiamo passato tutti un periodo un po' buio, ma l'importante è non lasciarsi prendere da questo buio e credere che alla fine c'è sempre, io dico, quella luce, quel chiaro, perché io credo e amo questo lavoro e qualsiasi cosa che posso dare, che posso trasmettere. È vero, parliamo di dolci, però anche l'anima ha bisogno di qualcosa di dolce, quindi perché non puntare ogni giorno un qualcosa? Io ho cercato nel mio piccolo di dare anche quel saluto mattutino, sai, un cappuccio, un caffè, la brioche, magari può essere poco, è vero, ma uno che entra, io lo vedo entusiasto, anche prendere un caffè in compagnia, non ha importanza che uno debba venire per un dolce, ma proprio il contatto con le persone, il contatto umano, quello che in questo periodo ci è venuto a mancare tutti. Ecco, io punto anche a questo, col dolce, l'essere, la persona, il cliente, e regaliamo un sorriso così. Su cosa si fa leva per ripartire? Si fa leva, per come la sento io, la mia carica che ho, la positività di creare, la positività di dare, e chiunque venga qui in pasticceria diamo sempre un qualcosa di nuovo. È vero, noi siamo una pasticceria storica, ha 50 anni dietro di storia, e voglio portarla sempre in una posizione positiva. Tutti ne abbiamo bisogno.
facevo così, ti portavo quella da 1,5 kg, però di sicuro vai a casa che sta bene sia l'anima che il corpo. Ah, sicuro, Più il corpo dolce, soprattutto. più dolce. Ma dobbiamo pensare subito a sto robe qua. Vuol dire che torno a casa domani, Margherita. Ok, ti aspetto. Grazie e complimenti per il vostro spirito. Ciao ragazzi, buona ripartenza a tutti e domani tutti qua per la brioche tranquilla a mezzo.